50 anni di Federalberghi Veneto e siamo con il direttore generale di Federalberghi Nazionale, Alessandro Lucara. Che cosa augurerebbe innanzitutto per questo compleanno speciale al Veneto, alla situazione albergatoriale? È un augurio grande per la Federazione del Veneto e per gli albergatori del Veneto. 50 anni sono una tappa importante e sono 50 anni molto ben portati, un'associazione che ha le radici nella storia ma sa proiettarsi verso la modernità. Per un direttore nazionale tutte le associazioni sono uguali, ma in realtà con un pizzico d'orgoglio devo dire che questa è un'associazione speciale. E questa è una serata speciale in cui volentieri siamo venuti insieme al Presidente per festeggiare insieme agli amici. Ci sono tante cose da fare, quindi non basta gloriarsi delle cose che si devono fare, ma rimboccarsi le maniche, lavorare. Gli albergatori si aspettano da noi un impegno quotidiano e credo che questo sia il senso dell'appartenenza alla federazione, un impegno quotidiano al servizio delle imprese che poi si traduce in un servizio per i lavoratori, per le famiglie e per tutto il paese. Un tempo si diceva che ciò che andava bene per una famosa fabbrica andava bene per l'Italia, adesso tutti quanti sanno, ancora una volta di più, che ciò che va bene per il turismo va bene per l'Italia. E Federalberghi Veneto lavora per l'Italia e lavora per il turismo. Tra l'altro gli albergatori per Alberghi Veneto si aspettano da voi una grande collaborazione con le istituzioni, quindi cercare sempre di più il dialogo con le istituzioni per un supporto che è fondamentale in ogni elemento proprio di questo percorso verso un futuro sempre più competitivo. Sì, e il mestiere delle associazioni è proprio questo, uno dei compiti fondamentali è proprio questo. Gli americani la chiamano lobby. La rappresentanza istituzionale trasparente, forte, efficace degli interessi, la capacità con una voce autorevole di dire come stanno le cose, di spiegare di cosa c'è bisogno e di far capire, come dicevo prima, che ciò che va bene per le imprese, per questo tipo di imprese, fa crescere il territorio, dal lavoro ai giovani soprattutto, più del 50% dei nostri dipendenti ha meno di 40 anni, alle donne, è un settore a grandissima occupazione femminile. E questi sono i due vulnus più grandi nel nostro mercato del lavoro. E questo è un settore che è capace di dare forza. Siamo orgogliosi di questo, è un contributo al Paese molto importante.